Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. C'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata tra gli indagati nell'inchiesta per corruzione all'Ars, in cui è coinvolto il presidente Gaetano Galvagno assieme alla sua portavoce Sabrina De Capitani. Quest'ultima rassegna le dimissioni. Tragedia del mare a Lampedusa, una migrante morta, altri dispersi in un nuovo naufragio, 87 le persone salvate da alcuni pescatori tunisini e soccorse dalla Guardia Costiera. Suona il clacson per fare spostare un'auto in doppia fila e viene preso a calci e pugni. A Palermo ferito un autista dell'AMAT. La CISL chiede che sui mezzi pubblici siano installati pulsanti per chiedere aiuto in caso di pericolo. A Catania cresce il numero delle vittime dell'agenzia di viaggi fantasma che ha chiuso improvvisamente l'attività facendo sparire i soldi dei clienti truffati. La Scala dei Turchi di Realmonte nell'Agrigentino è la regina delle spiagge italiane su Instagram, un'icona di bellezza che conquista turisti e social. A Brucoli ritornano i mitici anni '80 con il concerto dei Matt Bianco. Il gruppo britannico propone i suoi più grandi successi tra pop e jazz in una location suggestiva tra mare ed Etna sullo sfondo. Calciomercato, il Palermo spera nel ritorno di Audero tra i pali e prepara altri 3 colpi. In Serie C Catania e Trapani si guardano attorno mentre a Siracusa si attende l'arrivo di Laneri per avviare le prime operazioni. Bentrovati, lo avete sentito, si allarga l'inchiesta attorno alla figura del presidente dell'Ars Galvagno e anche della sua portavoce, perché c'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata tra gli indagati. Un'inchiesta che, ricordiamo, nasce per la corruzione e tra l'altro c'è un'altra novità di oggi che il presidente Galvagno ha deciso di anticipare a domani alle ore 14 le sue comunicazioni al Parlamento regionale, previste invece per l'8 luglio. Intanto il terremoto politico giudiziario che coinvolge anche imprenditori dello spettacolo ha portato alle dimissioni di Sabrina Capitani, appunto la portavoce di Galvagno. Sentiamo Manlio Viola. Da una parte un assessore che si unisce alla fila degli indagati, dall'altra la portavoce del presidente dell'Ars che si dimette. È un pomeriggio rovente quello di oggi in Parlamento siciliano. C'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d'Italia, anche lei fra gli indagati nell'indagine della Procura di Palermo. La difesa dell'assessore, che ha ricevuto un avviso di proroga delle indagini addirittura prima del presidente Galvagno, lo considera comunque un atto dovuto, nulla di più. L'Amata, che ha sostituito Scarpinato all'assessorato al turismo dopo lo scandalo della mostra milionaria a Cannes, sarebbe stata coinvolta indirettamente dal suo braccio destro. Sarebbe il suo capo di gabinetto vicario quello intercettato e la vicenda è sempre quella del finanziamento da 100.000 euro all'evento Magico Natale della Fondazione Dragotto alla fine del 2023. L'inchiesta madre però resta quella sulla mostra milionaria di Cannes. Il fulcro di tutto non è neanche Galvagno, ma la sua portavoce Sabrina De Capitani. Per la procura è lei la lobbista di riferimento di tutti gli affari degli uomini e delle donne di Fratelli d'Italia nel mondo dello spettacolo, degli eventi, della cultura. È proprio per questo, al culmine di una fuga di notizie che dura ormai da 10 giorni, che Sabrina De Capitani decide di dimettersi nella speranza di non trascinare il suo presidente nel fango. Ma è ormai chiaro che gli indagati sono decine e fra loro ci sarebbero nomi noti. Intercettazioni senza nome, quelle che vengono rese note, ma c'è chi ritiene di riconoscere assessori, ex assessori e rappresentanti di partito. E adesso, per tentare di spegnere l'incendio politico-mediatico, il presidente dell'Ars ha deciso di cancellare i suoi impegni a Bruxelles e anticipare il suo intervento in aula previsto per l'8 luglio. Alle 14 di domani Galvagno riferirà al Parlamento sull'inchiesta, ma non sembra intenzionato a consentire subito dopo un dibattito pubblico. In quella sede formalizzerà anche l'addio della De Capitani, sperando che basti. Dopo una domenica di accuse e polemiche sulla A19 e disgelo tra il presidente della regione Schifani e i vertici dell'ANAS, questa mattina una telefonata ha posto fine alle polemiche. Marco Gulla.
La giornata di emergenza sulla 19 di ieri è stata affrontata con prontezza ed efficacia grazie a una sinergia operativa tra prefettura, polizia stradale, protezione civile regionale e ANAS. Sono le parole del presidente della regione Renato Schifani, che torna ancora sui disagi della Palermo-Catania. Una domenica di accuse quella di ieri, mentre tantissimi automobilisti rimanevano intrappolati tra i cantieri della Palermo-Catania, Schifani e ANAS duellavano con dichiarazioni mezzo stampa. Ma riavvolgiamo il nastro. Dopo gli strali del presidente della regione siciliana, che aveva parlato di scarsa collaborazione e chiesto la rimozione del responsabile ANAS Sicilia per la gestione dei cantieri sull'autostrada A19, è poi arrivata puntuale la replica dell'azienda, che in una nota ha definito gravi e inaccettabili le accuse di Schifani, spiegando che ledono l'immagine dell'azienda, la professionalità della dirigenza e l'impegno di tutto il personale coinvolto nei lavori di ammodernamento del sistema infrastrutturale siciliano. In serata Schifani rincarava la dose, definendo la replica di ANAS alquanto stucchevole, che preferisce arroccarsi a difesa dell'apparato piuttosto che assumersi la responsabilità storica di una gestione che ha lasciato per troppi anni l'autostrada Palermo-Catania in condizioni inaccettabili per una regione che aspira alla normalità infrastrutturale. Stamattina una telefonata distensiva tra Schifani e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme sembra aver chiuso la querelle. Durante il cordiale colloquio si è discusso di come poter migliorare la collaborazione tra ANAS e la struttura commissariale per la manutenzione sulla 19, guidata dal presidente Schifani. E adesso la cronaca, nuovo naufragio nella notte nel Mar Mediterraneo, una donna è annegata e ci sono diversi dispersi. 5 o 6 persone, intanto sono 87 quelle salvate dai pescatori tunisini e fatte arrivare a Lampedusa dalla Guardia Costiera. Sentiamo. Una donna è morta e altre 5 o 6 persone risultano disperse nel corso di un naufragio avvenuto durante la notte nel Mar Mediterraneo in area SAR tunisino-maltese. Lo hanno detto alla Guardia Costiera, che li ha portati a Lampedusa, molti degli 87 sopravvissuti al naufragio. I militari hanno portato sull'isola anche il corpo della donna senza vita. Fra i migranti che sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono 23 donne e 10 minorenni. Hanno detto di essere partiti ieri notte dalla Louza in Tunisia con un barcone in metallo di circa 12 metri, pagando da $1.000 a $2.000 a testa. La vittima è una donna di 30 anni annegata a circa 45 miglia a sud da Lampedusa. Faceva parte del gruppo di migranti soccorso da un peschereccio tunisino e poi trasbordato sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana. L'operazione è scattata alle 2 di notte, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto è arrivata la segnalazione fatta dall'equipaggio del peschereccio tunisino. Si dicevano di un barcone carico di migranti che stava affondando. I pescatori tunisini hanno salvato, issandole a bordo, le 87 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Senegal e Sudan. Recuperato anche il cadavere della donna, che è stato già portato nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana. I sopravvissuti sono, come detto, all'hotspot di Lampedusa, dove polizia e Croce Rossa cercheranno, sentendo i naufraghi, di avere maggiori informazioni sul numero di dispersi e di persone che hanno perso la vita. Un frate di 66 anni dell'Ordine dei Frati Minori Rinnovati, originario della Colombia ma residente a Palermo, è imputato in un processo per violenza sessuale nei confronti di minorenni. Sono almeno 5 le parti offese in 2 procedimenti distinti che sono stati riuniti. E restiamo a Palermo, suona il clacson per fare spostare un'auto in doppia fila e viene preso a calci e pugni. Ferito un autista dell'AMAT, sindacati in allarme ancora una volta, perché non è naturalmente il primo caso. La CISL chiede che sui mezzi pubblici siano installati nuovi pulsanti da usare appunto in caso di pericolo. Sentiamo. E ancora violenza contro gli autisti AMAT a Palermo, un nuovo episodio che alimenta una scia decisamente preoccupante. Un autista della linea 364 è stato aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista in viale Regione Siciliana, all'incrocio con via Altofonte. L'autista dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Palermo ha riportato un trauma cranico con interessamento del naso. L'aggressore era parcheggiato in doppia fila in via Altofonte, impedendo il transito del bus. L'autista ha suonato più volte per farlo spostare. L'automobilista, anziché spostare la vettura, ha aggredito l'autista, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale civico. L'aggressione all'autista dell'AMAT non solo
ci addolora e ci rammarica in quanto aggressione brutale e vigliacca ad una persona che stava soltanto svolgendo il suo lavoro. Ma è un segnale che ci preoccupa, perché è l'aggressione a un servizio pubblico tra i più importanti di una città. Proprio qualche giorno fa un altro autista a Amat era stato picchiato selvaggiamente da 2 giovani ragazzi che erano stati rimproverati perché volevano scendere prima della fermata. I 2 infatti, non gradendo il rimprovero, si sono scagliati contro il conducente e dopo una raffica di calci e pugni sono scappati a piedi. Platea delle vittime dell'agenzia di viaggi Fantasma che ha chiuso improvvisamente l'attività facendo sparire decine di migliaia di euro dei clienti che avevano pagato l'acconto delle loro vacanze mai realizzate. Luca Ciliberti. Lo scandalo delle crociere non pagate dell'agenzia Fantasma, che ha chiuso improvvisamente i battenti lasciando a terra decine di clienti con le vacanze rovinate, si allarga. Il caso, sollevato dal nostro telegiornale qualche giorno fa, si arricchisce di ulteriori elementi che potrebbero allargare la platea delle persone coinvolte e delle vittime. Con le nostre telecamere siamo andati all'indirizzo indicato dai documenti in nostro possesso, dove viene segnalata la sede legale della società titolare dell'agenzia di viaggi. Qui c'è un'agenzia di viaggi? No, c'è la sede legale di un'agenzia di viaggi. Che significa? Significa che hanno comunicato alla Camera di Commercio che questa sarebbe la sede legale, ma qua di fatto non c'è niente. Ma lei conosce questa agenzia di viaggi? Io purtroppo l'agenzia di viaggi a cui si riferisce lei la conosco. Non avevo prenotato un viaggio, avevo fatto una lista per il compleanno dell'anno scorso e a questo punto mi sono accorto invece che l'agenzia ha chiuso di colpo e non ho idea di dove siano finiti i soldi che erano stati versati. Ha perso tutti i soldi, quanti soldi erano? Oltre 3.000 euro. A insospettire qualcuno c'è anche la richiesta di pagare attraverso un bonifico su un conto greco. 10 giorni, 15 giorni prima della partenza, improvvisamente un messaggio su WhatsApp che chiedeva il versamento del saldo su un conto corrente greco. Dunque non solo gli acconti di migliaia di euro di decine di clienti che avevano prenotato una crociera, ma in mezzo ci sono finiti anche ignari clienti che proprio in quell'agenzia di viaggi avevano deciso di aprire liste regalo e liste nozze. Volevamo sapere se l'agenzia era in regola con i versamenti del fondo di garanzia. Sì, era in regola. Fino a quando? Fino a un po' di tempo fa. Tutti ovviamente hanno presentato denunce circostanziate e le forze dell'ordine hanno confermato come già da giorni continuano a raccogliere segnalazioni che fanno riferimento agli stessi protagonisti di questa vicenda. A Catania sempre non decolla la pedonalizzazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti lamentano numeri da profondo rosso, alcuni varchi della zona a traffico limitato vandalizzati intorno al castello, scena di degrado. Tonino De Mana. Mi rifaccio la promessa del sindaco, fra 6 mesi mi ringrazierete, è passato un anno e siamo distrutti. Lo sfogo e l'umore di questo commerciante catanese la dice lunga. L'area del Castello Orsino è sempre più deserta e con numeri da profondo rosso per commercianti e ristoratori. Sono le ore 11 esattamente del mattino di lunedì e non c'è nessuno. Come potete ben vedere è tutto dimostrato, le attività sono in rosso, possiamo dimostrare che siamo in perfetta perdita e la piazza diventa pericolosa e deserta. La pedonalizzazione voluta dall'amministrazione Trantino ha spaccato in 2 residenti. C'è chi approva? Capisco molto la ZTL, mi sembra un'iniziativa molto civile, va sfruttata al meglio. E chi la boccia senza pietà. Una non può né transitare né posteggiare. Io ora sono tornata a casa, devo andare in piazza Manganelli. Giusto? Ho fatto il giro fra i sensi vietati, fra i divieti di sosta, ho dovuto posare la macchina e sto andando a piedi. Uno dei varchi della zona a traffico limitato, siamo in via Laimo, si presenta in queste condizioni, con mobili abbandonati, rifiuti, sedili di auto. La telecamera che vedete non funziona perché i cavi sono stati recisi. Ci avviciniamo al Castello Orsino e balzano agli occhi le erbacce secche, un sedile in pietra distrutto e tanti rifiuti. Non certo un bel biglietto da visita per i turisti. Voi da dove venite? Settimo Torinese, vicino Torino. Come trovo la zona del Castello Orsino? Me l'aspettavo un po' tenuta meglio. Come esci fuori dal centro noti praticamente la grande differenza che c'è nella cura, nel ritiro dell'immondizia, della nettezza urbana. C'è quindi proprio una situazione un po' brutta che fa decadere un po' quello che è il mito della città. Le erbacce sono tante. Fanno rendere molto meno il castello. Davvero un peccato. Il castello incantato, forse, è solo nelle favole.
Adesso vi mostriamo le immagini, siamo sempre a Catania, di un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi che si è sviluppato a ridosso di via Palermo, in una vasta area di macchia mediterranea che su più fronti arriva a lambire la zona di San Giorgio, Nesima e Montepoli. Incendio visibile in diverse zone della città, ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, appunto come vediamo in queste fotografie. Adesso andiamo a Messina. L'azienda sanitaria ha versato poco meno di 2 milioni a disabili gravissimi che però erano defunti. Una vicenda finita sul tavolo della Corte dei Conti e della Procura. Già recuperato oltre 1 milione di euro pagato in questo caso ingiustamente. Francesco Trioli. Dal 2018 al 2023 l'ASP di Messina ha erogato le indennità spettanti ai disabili gravissimi a persone già decedute. La scoperta fatta alla stessa azienda sanitaria nel 2023 è tra le carte della relazione presentata alla Corte dei Conti sui bilanci degli anni precedenti. Ad accorgersi della vicenda l'Ufficio Disabilità Gravissime dopo aver constatato i ritardi o l'assenza delle comunicazioni di decesso di alcuni pazienti. Noi nel marzo del 2023 ci siamo accorti, a seguito di alcune verifiche effettuate alla nostra UC Disabili Gravissimi, che nel corso del periodo 2018 fine 2022 era stata erogata indennità di disabilità gravissima a pazienti che purtroppo risultavano deceduti per un totale di 1.800.000 euro. Così si è andati a ritroso sino al 2018 per verificare quanti casi ci fossero stati. Alla fine dei conti sono stati circa 500 i pazienti coinvolti e la direzione ha dato mandato per il recupero delle somme. Su 1.900.000 euro ne sono stati già recuperati 1.088.000 e della vicenda è stata investita anche la Procura di Messina. Non è escluso che possano essere presi anche provvedimenti dall'autorità giudiziaria. Di recente ci siamo anche attivati in maniera giudiziaria per effettuare decreti ingiuntivi nei confronti dei caregiver che non avevano denunciato il decesso del congiunto del paziente per altri 700.000 euro e già 60.000 euro sono in fase di ulteriore recupero a seguito di rateizzazione da parte dei soggetti ingiunti. È la più fotografata, la più cercata, la più amata sui social. Stiamo parlando della Scala dei Turchi di Realmonte nell'Agrigentino, che si conferma regina delle spiagge italiane per Instagram. Un'icona di bellezza che conquista turisti e soprattutto il web. Davide Sardo. Abbagliante e scenografica senza rivali, la Scala dei Turchi sbanca su Instagram ed è la prima spiaggia d'Italia nel 2025. Con le sue scogliere bianchissime che si tuffano nel blu del Mediterraneo, questo gioiello della costa agrigentina continua a dominare il web. È la più postata sui social, da Instagram a TikTok, passando per Facebook. Ovunque spuntano scatti della sua marna candida e delle sue curve naturali. I numeri parlano da soli: 244.000 post su Instagram, oltre 4.800 su TikTok e una media di 110.000 ricerche mensili su Google. Una vera e propria icona della bellezza naturale siciliana. Scolpita dal vento e dal tempo, la falesia di marna bianca che si erge nei pressi di Realmonte non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un'esperienza sensoriale da vivere e raccontare. Con una valutazione media di 4,5 stelle, unisce estetica, suggestione e accessibilità. Alle sue spalle, nella classifica delle spiagge più instagrammabili d'Italia, spiccano Punta Prosciutto nel Salento e Torre dell'Orso con le sue 2 sorelle, e la Sardegna sorprende piazzando 3 spiagge tra le prime 5. Ma è la Scala dei Turchi a dominare davvero la scena, postata, taggata, celebrata, un capolavoro naturale che conquista il mondo scatto dopo scatto. E adesso la musica, un tuffo nel passato con il concerto dei Matt Bianco, la mitica band degli anni '80 che si è esibita a Brucoli. Lorena Dolci. Sono sulla breccia da oltre 40 anni. Con il loro pop sofisticato hanno conquistato la vetta delle classifiche internazionali, hit che ci calano dritti nei mitici anni '80. Who Said Are You On, More Than I Can Bear, Sneaking Out the Backdoor. Brucoli rivive le magiche atmosfere dei Matt Bianco, che forse non tutti sanno che non è il nome del cantante Mark Reilly, unico componente della band originaria, ma un omaggio ai film di spionaggio. We loved spy movie theme tunes.
Amavamo le spy story, così per il nostro primo album abbiamo creato un nostro personaggio, Matt Bianco. Per il Mosaic Festival, diretto da un'altra icona, Nick the Nightfly, la nuova formazione si esibisce su un palco in riva al mare, con l'Etna sullo sfondo. Siamo stati in tutta l'Italia, in Sicilia, in Sardegna. Qui la gente è un po' pazza. Alla fine il pubblico non si trattiene, boomer e non solo si scatenano nei balli. E facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata allo sport. Vi aspetto. Seconda parte del nostro telegiornale, adesso lo sport, vigilia di calciomercato, il Palermo in Serie B spera nel ritorno di Audero tra i pali, intanto prepara 3 colpi, mentre invece in Serie C il Catania e il Trapani si guardano attorno, mentre a Siracusa si attende l'arrivo di Laneri. Vediamo il servizio. C'è un mese di tempo per presentarsi al ritiro in Valle d'Aosta con una base solida, già formata, ma il Palermo del nuovo corso non vuole lasciare nulla di intentato. Il calciomercato entra nel vivo con Inzaghi ed il DS Osti al lavoro per costruire la squadra che possa puntare dritto alla Serie A. Una delle priorità riguarda la porta. L'obiettivo è riportare Audero in Sicilia. In fase avviata anche le trattative per Elia dello Spezio, Augello svincolato e Palumbo, la cui trattativa con il Modena sembra a buon punto. In uscita Di Mariano piace a Bari e Pescara. In Serie C, dopo l'ufficializzazione dei quadri dirigenziali, si attendono ora le prime mosse della dirigenza rosso-azzurra. Il primo passo sarà quello di sfoltire l'organico. Diversi giocatori in uscita, a cominciare da De Rose, che sembra destinato all'Altamura. Lascerà Catania anche Stefano Sturaro. Con l'ex Juventus e Genova si discute la risoluzione del contratto. Nella lista dei partenti anche Marsura, Costantino, Peralta, D'Andrea, Popovic, Ruperini e Montalto. Resta da definire la posizione di Cicerelli, mentre è praticamente definita la cessione di Castellini al Mantova. In entrata il nome caldo è quello del difensore del Cesena Simone Pieraccini, nel mirino del Catania già la scorsa finestra di mercato. Batte un altro colpo il Trapani, che sta per chiudere con Franco Vasquez, argentino, lo scorso anno in forza al Monopoli. Mercato in stand-by a Siracusa, dove si attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo Laneri, che potrebbe avviare una mini rivoluzione. A Catania è calato il sipario sul trofeo Tiezzi. Oltre 200 atleti si sono sfidati su rotelle nella suggestiva Piazza Battiato. Tonino De Mano. Evoluzioni a rotelle, sfide individuali e di coppia, lo spettacolo garantito da oltre 200 atleti delle categorie giovanissime ed esordienti che si sono affrontati in piazza Franco Battiato sul lungomare di Catania. Una 3 giorni intensa dal punto di vista rotellistico grazie al trofeo nazionale Tiezzi, prestigiosa competizione organizzata dall'US Galatea di Acireale e dalla Roller Academy di Palermo. Classifica squadre che ha premiato Lamezia, ma gli atleti siciliani si sono fatti apprezzare ed applaudire. Buoni i piazzamenti di Michael Pittera, Sofia Pregliato, Beatrice Lopez e Stefania Comune. Abbiamo visto anche dei risultati, che sono arrivate tante medaglie per i ragazzi siciliani. Questo significa che i nostri allenatori, gli allenatori della Sicilia, stanno lavorando alacremente per portare questi ragazzi in alto. Si sta vedendo la crescita dall'anno scorso a quest'anno, la Sicilia sta crescendo la provincia di Catania, ma soprattutto stanno crescendo questi ragazzi con quella voglia e quella passione per fare di questo sport il loro sport principale e soprattutto portare sempre di più risultati. L'appuntamento è ora per l'edizione 2026. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Prima di chiudere c'è una notizia che riguarda il Basian. I lavori di recupero si sono conclusi dopo la consegna dell'albero dello yacht a Termini Imerese. Nel corso dell'operazione sono state recuperate altre parti dello scafo durante un'ispezione visiva del fondale marino. È quanto fa sapere la società olandese TMC Marine, che ha coordinato appunto queste operazioni. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, vi auguro un buon proseguimento di serata.